È stata un'emozione, le lacrime sono scese quando abbiamo visto appunto i risultati ed ecco sono il secondo giro che faccio di bicicletta, però dai, contentissima, felice. Grande emozione per mamma Martina, che ha seguito in TV sul maxi schermo l'impresa del figlio Matteo Lamon, oro olimpico con record del mondo, assieme ai compagni del quartetto azzurro del ciclismo su pista. Una grande vittoria che parla veneziano, Matteo è di Milano, ma anche trevigiano, perché i superbolidi realizzati come un abito su misura per gli atleti portano la storica insegna Pinarello. E così a seguire la gara scaramanticamente dal mare anche Fausto Pinarello, emozionato per il successo degli azzurri a Tokyo. Qualcosa che dedico anche a tutti i miei ragazzi, a tutta la mia squadra, dagli ingegneri, ai meccanici, ai amministratori, ai magazzinieri, ai nostri collaboratori che sono con me da tanti anni e che seguono con tanta passione la costruzione di questi gioielli. Con gli azzurri si è complimentato anche il presidente del Veneto Zaia. Da oggi chiamiamoli Freccia Azzurra perché sono un treno di potenza, tecnica, coordinazione, amalgama di squadra. Francesco Lamoni, il nostro campione di Milano, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna sono campioni olimpici di inseguimento a squadre con il nuovo record del mondo. Bravissimi, inarrivabili anche per i favoriti danesi e ciliegina sulla torta su avveniristiche biciclette marchiate Pinarello, il brand che ha fatto la storia della Treviso che vince.